prima esperienza da assessore e oggi primo consiglio comunale. Le sue impressioni a caldo? Beh, sicuramente grande emozione, senso della responsabilità di questo incarico che mi è stato affidato, anche in considerazione della delicatezza dell'assessorato che ho, insomma, da gestire, principalmente quello dei servizi sociali oltre agli affari legali, ma in una situazione economica, in questa congiuntura così difficile, l'assessorato ai servizi sociali diventa davvero il cuscinetto che in tante occasioni può risolvere problematiche molto forti. Presenza di molte donne, oggi vi hanno regalato anche una rosa. Esatto, insomma la galanteria evidentemente non è morta, insomma speriamo che l'atteggiamento degli uomini non sia semplicemente quello di dire beh, c'è una presenza femminile che fa da contorno e fa da bella presenza, ma che si rendano conto che questa particolare partecipazione delle donne al Consiglio Comunale di Vittorio, che è praticamente una novità assoluta negli ultimi 20 anni quantomeno, inciderà notevolmente a mio avviso nella vita amministrativa di questa città. Tra l'altro le donne sono tutte in maggioranza. Abbiamo questa città da guidare fuori da un isolamento che dura ormai da 15 anni. Insomma, penso che sia un buonissimo e un grandissimo impegno già questo.